La manovra del governo tra decreto dignità, decreto povertà, reddito di cittadinanza solleva molte perplessità, soprattutto da parte del mondo imprenditoriale veneto, vicentino incluso. Il nostro territorio, caratterizzato da numerose aziende leader, non sempre si trova rappresentato da una parte della politica romana, ma forse questa volta si può vedere il bicchiere mezzo pieno. Si può parlare di un'opportunità, ad esempio per i giovani, come conferma lo stesso governatore del Veneto Luca Zaia. Ci sono delle misure sulle quali varrebbe la pena di porre attenzione, no? La riduzione dell'IRES, il definitivo blocco dello spauracchio dell'aumento dell'IVA, perché l'IVA voglio ricordare che Monti l'aveva programmata al 25%, e ancora la possibilità per i ragazzi, questo non lo si dice, e io mi ricordo da giovane quando ho fatto la mia prima partita IVA a 18 anni non avevo queste possibilità, la possibilità per i ragazzi di pagare il 5% di tasse per 5 anni se hanno una nuova impresa, secondo i criteri prestabiliti, e ancora altre misure che non sto qui a citare. E dico che queste sono misure positive. Attenzione però a non farsi ingannare da una forma di assistenzialismo travestito. Se il reddito di cittadinanza significa dar sempre il pesce tutti i giorni a uno e non dargli la canna perché se lo vada a pescare, allora non va bene. Ma se il reddito di cittadinanza vuol dire ti do il pesce perché sei affamato, ma poi ti do la canna e ti insegno anche come pescare, allora sì. Però voglio dire che noi non siamo per l'assistenzialismo. E Zaia tira in ballo anche la questione pensioni. Io sento anche spesso la preoccupazione di tanti pensionati e lavoratori che hanno pagato i contributi e dicono io li ho pagati per avere magari una pensione più bassa di 780 euro. Per cui penso che ci voglia anche qui, come si può dire, un minimo di accortezza, di buon senso. Può stare in piedi l'operazione solo in un frangente, che è quello di poter garantire che si aiuta chi ha bisogno per poi accompagnarlo al mercato del lavoro. Se diventa una cosa stabilizzata diventa un problema.